Save the Wine, finalmente siamo a Milano, finalmente siamo qui in questa primavera bellissima a assaggiare vini un po' da tutta Italia. Quindi Valentina, oggi sei friulana, sì, ti hanno adottato e noi abbiamo due domande. Una, un vino per questa primavera, quindi magari forse andiamo su un bianco, e poi però un profumo particolare in un vino rosso, visto che Friuli ci sono anche dei rossi particolari, un tipo di profumo, quindi insegniamo un po', insomma, che tu sei una sommelier bravissima, quindi andiamo a scoprire un profumo particolare di un vino di Zorzetti. Siamo di Cividale del Friuli, quindi siamo nel cuore dei Colli Orientali, il vino che un pochino più ci rappresenta, il vitigno, è il friulano. In questo caso abbiamo la versione Mio, che è la nostra selezione dai vigneti storici, è un 2015. Quindi 2015 che era quello in commercio, no? 2016 loro aspettano un po' a farlo uscire. Assolutamente, su questa linea sì, usciamo un anno più tardi, mentre sulla linea, diciamo, classica siamo già in commercio con il 2016. Un vino che immagino l'anno scorso sarebbe stato molto difficile da bere troppo giovane, c'è una bella struttura, una bella sostanza, perché il friulano spesso, per chi non è friulano, non ha un profumo ben definito, no? Invece questo riesce a avere un vino che si esprima al meglio. Con il 2015 quindi abbiamo un vino molto più armonico e molto più espressivo. Infatti è una bella, ma soprattutto al solito il friulano non è un vino che colpisce al naso, non impressiona, ma in bocca è il classico bianco che ci torni bicchiere dopo bicchiere, ed è un po' la sua strategia per piacere. È anche un bianco che, per una struttura che ha un pochino superiore, per le sue caratteristiche, si può tranquillamente abbinare anche delle carni bianche. Nasce come vino da prosciutto, no? Da San Daniele, però si può sconfinare le carni bianche. Ecco, invece nei rossi, ora uso sto bicchiere. Siamo sempre sulla linea Mio, parliamo anche in questo caso di un vitigno autoctono dei Colli Orientali, lo Schioppettino. In questo caso fa un anno di passaggio in barrique, per un barrique di secondo passaggio, quindi è leggermente comunque supportato scuro, un pochino dal legno, ma i profumi sono assolutamente integrati e secondo me questo piccolo passaggio in legno che comunque si avverte aiuta un attimino a esaltare le note speziate che sono proprie dello schioppettino. Anche il suo di natura, no? Una nota pepata, una nota... Esatto, questo piccolo passaggio in legno aiuta secondo me a esaltare queste caratteristiche. Un pepe più esotico, note un po' mentolate, effettivamente si amalgano bene, si sente che è schioppettino, si sente anche il legno come giusto a chi piace questa tipologia, e effettivamente... Però ben dosato, ed è uno schioppettino secondo me che, a differenza di altri, se la gioca molto sull'eleganza e anche sulla trama tannica molto, molto compatta e quindi poco invasiva, anche sempre schioppettino. Si sente, esatto. Però lo potete provare questa primavera. Grazie mille Valentina. Grazie a te.